all'82esima mostra del cinema, cerimonia di apertura con il Leone d'Oro alla carriera Werner Herzog, mentre sbarcano al Lido i primi VIP. In questo momento di tensione internazionale, la Biennale lancia dal red carpet un messaggio di pace per tutti i popoli della terra. Sabato la grande mobilitazione pro-Palestina. Nostra intervista al cast del film d'apertura della mostra La Grazia con il regista premio Oscar Paolo Sorrentino, che si sofferma sul suo legame personale con la città di Venezia. Abbattendo un muro, una mamma di 35 anni ha occupato una casa pubblica sfitta a Spinea insieme alle 2 figlie minorenni. So di aver commesso un reato, ma gli affitti, dice, sono troppo cari. I carabinieri di Vigonovo hanno arrestato un 40enne straniero per maltrattamenti all'ex compagno. Su di lui era già stata disposta la misura da allontanamento della casa familiare e il divieto di avvicinamento alla donna. Sono stati ritrovati in auto a Bibbione dalla polizia locale i bambini che erano scomparsi dalla Repubblica Ceca insieme al padre, che avrebbe dovuto riportarli alla madre, unica affidataria. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Subito con le notizie, questa sera non può che essere l'apertura del nostro telegiornale, l'apertura, il sipario che si alza sulla mostra del cinema di Venezia, l'82esima, per noi collegato proprio dal red carpet insieme a Nicoletta Rizzetto che cura la parte tecnica, il nostro Lorenzo Maier. Lorenzo, buonasera, quali sono le novità, che aria si respira a Venezia oggi al Lido? Buonasera a te e ai nostri telespettatori. Sì, c'è un clima di grande festa. Si è da poco concluso il primo red carpet ufficiale di questa edizione, anche se già ieri c'è stata la preapertura. Ovviamente gli ultimi ad entrare è stato il cast del film La Grazia di Paolo Sorrentino, premio Oscar, che inaugurerà questa 82esima edizione in concorso. Tantissimi film, tantissime star, ma la mostra di Venezia non può prescindere da quella che è l'attualità nazionale ed internazionale. A questo proposito sono state importanti le parole arrivate oggi sia dal ministro Alessandro Giulli, che ha parlato in esclusiva per le nostre emittenti, sia dal presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco. Quindi tanto cinema, tanto glamour, tanta cultura fino al 6 settembre, ma dalla Biennale da Venezia non poteva che arrivare un forte richiamo alla pace. A questo proposito farei partire il primo servizio. Il dramma della guerra dei morti in Palestina continua a tenere banco in queste ore in modo angosciante al Lido, all'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Gli attivisti hanno presentato la mobilitazione di sabato proprio davanti al Palazzo del Cinema, e la Biennale ieri alla cerimonia di preapertura ha lanciato un messaggio importante contro ogni forma di censura artistica, ma ribadendo l'importanza di costruire la pace contro ogni forma di violenza e di guerra. Il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco e il direttore del festival Roberto Barbera hanno invitato a parlare sul palco Don Nandino Capovilla, parroco di Marghera, da sempre impegnato nel prodigarsi a promuovere con gesti concreti la pace nella striscia di Gaza. Una mostra che riflette, pensa anche a quello che sta avvenendo in Palestina e a tutte le guerre. Il suo pensiero molto bello che ha detto ieri alla cerimonia di preapertura, molto bello ma drammatico purtroppo. Drammatico perché è coerente con queste nostre giornate, con quello che accade, quello che ci tocca vedere, ma vorremmo anche ascoltare e quindi rompere il silenzio per far sì che sia chiaro un concetto. La Biennale di Venezia nella sua storia, nei suoi 130 anni, è stata sempre presente con le vicende del mondo. E ha detto la tomba di un bambino, ha citato Euripide, non saprei ripetere il suo discorso, se ci fa una sintesi. È lo strazio di una nonna nel far sì che il corpo di quel bambino diventi la tomba della vergogna per chi uccide un bambino pensando all'uomo che verrà. E nell'uccidere un innocente si uccide sempre l'umanità. La Biennale del Cinema e Venezia sono il palcoscenico del mondo ed è giusto che il mondo volga il proprio sguardo qui a Venezia oggi per comprendere appieno il significato di ciò che è cultura, in quanto dialogo, in quanto confronto, in quanto assenza di censura e volontà di pace. Il corteo, nel quale è prevista la partecipazione di centinaia di persone, sabato arriverà fino alle vicinanze della mostra del cinema. Sabato sarà una manifestazione di massa
arriveranno cittadine e cittadini da tutta Italia contro il genocidio a Gaza e per la liberazione della Palestina e la creazione dello Stato di Palestina. Io sono qui alla Mostra del Cinema perché crediamo che in questo momento bisogna dare spazio e visibilità alla grave situazione, all'abominio, al genocidio che è in corso a Gaza. Dunque è di una mostra che non si può girare dall'altra parte, possiamo usare questa frase che tante volte è stata ripetuta per varie situazioni drammatiche delle nostre cronache, una mostra che però è viva, che mostra un cinema italiano che si preannuncia in salute, una grande vetrina. Farei ascoltare l'incontro, la nostra intervista con l'incontro del film di apertura Ragazia che concorre per il Leone d'Oro, 21 film in corsa per il Leone d'Oro. Il film del regista italiano Paolo Sorrentino Ragazia inaugura in concorso l'82esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, al Lido, un lavoro drammatico in cui Sorrentino consolida l'abbinamento vincente artistico con Tony Servillo, che nel film interpreta i panni di un immaginario Presidente della Repubblica. Il nostro 7° film insieme, che ha questo privilegio, onore di aprire la mostra. Questo ci rende molto orgogliosi, ma al tempo stesso anche ci mette un po' di batticuore. Questo film è nato dopo che ho letto una notizia di cronaca del presidente Mattarella che aveva concesso la grazia ad un uomo che aveva ucciso la moglie malata di Alzheimer. Questa notizia mi ha fatto pensare che ci fossero gli estremi di un dilemma morale molto interessante da raccontare. Sorrentino, ai nostri microfoni, racconta anche il legame del tutto particolare che ha con Venezia. Ho portato qua il mio primo film, poi ho avuto il premio con la mano di Dio, ho presentato le serie sul Papa, ho sempre avuto un'accoglienza molto calorosa. Quindi Venezia è nel suo cuore? Decisamente. Può fare un saluto ai nostri telespettatori di Antenna 3 Media Nord-Est? Un saluto ai spettatori di Antenna 3. Grazie. Nel cast spicca anche una brillante interpretazione di Anna Ferzetti che sottolinea il grande significato dell'amore. Qual è il messaggio di questo film, anche del tuo personaggio? Ce ne sono tanti, apre talmente tante porte questo film. All'amore perduto, all'amore filiale, all'amore per le istituzioni e a guardare al futuro. Intanto è sbarcata all'aeroporto di Tessera Giulia Roberts. A Lido si è visto anche George Clooney per alcune interviste blindate all'Excelsior. Tra i cacciatori di autografi c'è chi da lunedì è in attesa, ma pure chi si dichiara disponibile a cedere il suo posto faticosamente conquistato in cambio di una lauta ricompensa. Ecco, allora le luci del red carpet si sono momentaneamente spente perché l'attenzione è tutta per la sala. Emanuela Fanelli ha appena dichiarato ufficialmente aperta la 82esima edizione. La conduttrice Edi, saranno 10 giorni da raccontare, se non hai domande ti restituisco la linea e ci sentiamo ai prossimi telegiornali. E lo faremo insieme a te, Lorenzo. In questi giorni continueremo a seguire la mostra del cinema di Venezia. Noi intanto proseguiamo con le notizie, il telegiornale, la cronaca che ci porta a Spinea, perché una donna di 35 anni, madre di 2 figlie minorenni, ha abbattuto un muro occupando una casa pubblica sfitta. Il motivo: aveva uno stipendio troppo basso per pagare l'affitto. Sulla serratura della porta d'ingresso sono evidenti i segni dello scasso, ma non si tratta di ladri. In questo alloggio del condominio Sanremo, in Villaggio dei Fiori a Spinea, ora abita una mamma di 35 anni con le figlie di 12 e 10 anni. Il muro di mattoni che impediva l'accesso a questo appartamento di edilizia pubblica, evidentemente non in procinto d'essere assegnato a breve, è stato abbattuto a colpi di mazza per permettere quello che è a tutti gli effetti un reato di occupazione abusiva, un reato di cui è cosciente anche la giovane madre che ha parlato al nostro microfono a patto di non essere ripresa. Che io non sono assolutamente d'accordo per quello che ho fatto, so che ho reato, però io se trovassi qualcosa anche domani andrei via subito.
perché non è una cosa che io avrei fatto, ma sono stata spinta purtroppo. Un'assunzione a tempo indeterminato in una pizzeria, ci racconta, non le è sufficiente a poter sostenere un affitto e il mantenimento delle figlie. Un appartamento in affitto non è solo che tu vai e sono 800 euro, però tu ovviamente devi calcolare che devi dare la caparra, almeno vogliono 3 mesi, più il mese corrente, più ci sono le spesate di condominio. È difficoltoso. In Italia è diminuita la disoccupazione, ma cresce la povertà lavorativa, quella cioè di chi vive grosse difficoltà economiche nonostante un'occupazione e uno stipendio regolare, che però evidentemente non basta. Qualcuno ha avuto modo di parlare con lei del comune di Spinea? Allora, come amministrazione, le dico la verità, non ancora, nel senso che la signora dalle informazioni che abbiamo al momento non si è ancora rivolta ai servizi sociali. Noi rimaniamo disponibili, però adesso è un caso appunto che va attenzionato. La 35enne che ha occupato l'appartamento di Spinea è arrivata da poco dalla Sicilia una volta trovato lavoro, 1.200 euro al mese. Per un periodo lei e le figlie sono state ospiti di amici. A giugno il nuovo decreto sicurezza del governo Meloni era stato presentato con la promessa di bloccare occupazioni abusive, permettere sgomberi immediati e comminare pene severe. In realtà in questo caso è inapplicabile. Quando l'immobile non è stato assegnato, quindi non c'è praticamente un'abitazione principale, essendo appunto l'immobile comunque del Comune di Venezia, non del Comune di Spinea, ma non assegnato, quindi libero, il decreto sicurezza non può essere assolutamente applicato. La casa sfitta occupata a Spinea dalla 35enne e le 2 figlie fa parte di un lotto di 164 appartamenti gestiti da Insula e di proprietà del Comune di Venezia. 164 appartamenti di edilizia pubblica, per cui la Giunta Comunale di Venezia ha avviato a luglio le procedure di vendita ai privati. Come lo vede il suo futuro dentro questo appartamento? No, non vedo il futuro io dentro a questo appartamento, io cerco sempre qualcosina di più bello, di più sistemato per le mie figlie. I carabinieri di Vigonovo hanno arrestato un 40enne straniero per maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'ex compagna. Precedentemente era già stata disposta su di lui la misura di allontanamento dalla casa, oltre al divieto di avvicinamento alla donna, ma lui in più occasioni si sarebbe presentato presso l'abitazione senza occuparsene. Ecco perché l'arresto che l'ha portato nella casa circondariale di Santa Maria Maggiore di Venezia. L'uomo è stato dunque arrestato. E sono stati ritrovati in auto a Bibbione dalla polizia locale i bambini che erano scomparsi dalla Repubblica Ceca insieme al padre. Sentiamo. Gli agenti della polizia locale di San Michele al Tagliamento hanno ritrovato i 2 fratellini di 5 e 7 anni, un maschio e una femmina a Bibbione, la cui scomparsa insieme al padre in Repubblica Ceca era stata segnalata lo scorso 19 agosto. Gli agenti hanno notato l'auto con targa ceca parcheggiata nel campo di una zona periferica con l'uomo e 2 bambini all'interno, ma una volta interpellato il padre ha dato spiegazioni che non hanno convinto gli agenti, che quindi hanno avviato accertamenti attraverso le banche date europee, scoprendo che su di lui pendeva una denuncia di scomparsa presentata dalle autorità ceche insieme alla segnalazione dei minori. È scattato così un articolato iter investigativo tra Italia e Repubblica Ceca, la Procura della Repubblica di Pordenone e quella dei minori di Trieste, ed è risultato che la mamma dei bambini è l'unica affidataria e il padre non li aveva più riportati da lei. Rintracciata all'alba in Repubblica Ceca, la mamma si è messa in viaggio e una volta in Italia ha potuto riabbracciare i suoi figli che nel frattempo erano stati accolti in una struttura protetta. Il padre è stato deferito per porto abusivo d'arma, poiché in auto sono stati rinvenuti una pistola priva di tappo rosso tipo scacciacani con munizioni e un tirapugni. Al comandante Filippini e agli uomini della nostra polizia locale vanno parole di profonda gratitudine e stima, la dichiarazione del sindaco Flavio Maurutto. A Bibbione adesso per una giornata in spiaggia che poteva trasformarsi in tragedia, un bambino di appena 14 mesi ha rischiato di soffocare mentre mangiava dell'anguria. Abbiamo sentito un bagnino che ha vissuto quegli attimi. Credo che siccome l'anguria sia molto acquosa venga sottovalutata dai genitori, perché un bambino che mangia di pezzi di anguria comunque sia pericolosino come cosa quando sono così piccoli,
Gli è rimasto incastrato un pezzo di anguria sulle vie aeree superiori, quindi in gola, detto in termini più semplici, non riusciva più a respirare, quindi un caso di soffocamento. I genitori sono rimasti scioccati e paralizzati dalla cosa, come può succedere, anche perché probabilmente non avevano fatto i corsi di formazione su salvavita. Sono queste le parole di Filippo Padovani, capo dei bagnini di Bibbione, che ha vissuto quei momenti di puro terrore. Erano da poco passate le 11:30 quando la famiglia, arrivata da Trieste in vacanza nella zona di Lido del Sole, dietro la Torretta 14, ha lanciato disperatamente l'allarme dopo aver visto il figlio di soli 14 mesi che faticava a respirare mentre mangiava un pezzetto di anguria. Decisivo e provvidenziale l'intervento di un'infermiera dell'ospedale di Udine, anche lei in spiaggia per le vacanze, che con prontezza e professionalità è riuscita a salvare il piccolo, evitando una vera e propria tragedia. Ha preso il bambino, lo ha girato dandole delle pacche in mezzo alle scappole e poi girando e facendo delle compressioni toraciche, che è la manovra pediatrica è fatta così, e per fortuna dopo un paio di cicli, cioè dopo un paio di giri di questa manovra, il bambino ha sputato il pezzo di anguria ed è tornato a respirare. Sarebbe consigliato molto, questi qua erano dei genitori di Trieste, per i neogenitori o per chi ha dei bambini piccoli, insomma, fare questi corsi, perché ci vuole poco a avere dei problemi di questo tipo. Insomma, i bambini di continuo si mettono in bocca delle cose, quindi potrebbe succedere che vanno in arresto respiratorio, insomma. Così dunque da Bibbione torniamo a Zelarino invece, perché sta sorgendo un condominio sociale per venire incontro alle esigenze degli anziani. Sarà pronto per fine settembre. Nasce a Zelarino un nuovo condominio sociale, un complesso abitativo che combina il modello di co-housing o alloggi assistiti con tecnologie domotiche e servizi di assistenza per supportare i residenti. Sarà appunto un condominio con molti servizi, con un assistente di condominio che monitorerà e aiuterà gli anziani nelle loro attività, garantirà anche delle attività sociali, di intrattenimento per combattere la solitudine e darà un importante servizio ai nostri anziani. Un mese fa a Venezia inauguravamo l'Asilo d'Este, sempre un condominio con molti più appartamenti in questo caso, per anziani soli in perdita di autonomia. È un servizio innovativo che il Comune sta avviando e va nel segno di prendersi carico una popolazione che invecchia sempre di più. È un trend italiano, è un trend europeo ed è presente anche nella nostra città. Innovare, trovare soluzioni innovative per aiutare gli anziani soli a non essere soli, ad essere invece seguiti. Gli interventi infatti rientrano all'interno di un progetto più ampio riguardante la ristrutturazione di diversi appartamenti di residenza pubblica collocati sia a Venezia e Isole che in terraferma. Questo nuovo immobile di 2 piani si compone di 4 alloggi di 50 metri quadrati ciascuno, dotati di cucina e bagno che verranno arredati dal Comune, dove gli anziani potranno avere accesso a un'area comune al primo piano, con cucina e sala da pranzo per prendere parte ad attività volte alla promozione della socialità, del mutuo aiuto e dell'indipendenza. Gli interventi sono stati finanziati principalmente da fondi PNRR e in parte da avanzo di bilancio del Comune, per un costo complessivo di 1.360.000 euro. La struttura verrà ultimata entro fine settembre. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia. Le previsioni del tempo dopo la sigla, poi il TG di Treviso. A tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci.